della Sì, Chiesa. è proprio una scrittura. È proprio Quindi una io scrittura credo che sacra. tu puoi raccontare adesso anche le altre opere, darmi un po' la tua conoscenza critica su... Ti posso parlare di questo? Sì. Allora, così ti dico anche perché l'ho Oh, scelto. vabbè. Perché abbiamo scelto insieme, a dire la verità, Ok. quale opere Sì. portare, vero Flavia? Allora, questo qua le ho detto io, questo qua lo voglio portare io, ho detto mi lasci portarlo, sì. Beh, intanto faccio una piccola parentesi giusto per dare anche qualche informazione in più visto che stiamo dando spazio alla storia, no? Anche delle icone. Le icone, per quanto riguarda diciamo, l'origine storico-geografica, possono essere o russe, o rumene, o bizantine, o greche. Questa è un'icona di scuola russa. L'ho voluta perché per la bellezza, soprattutto e la resa del manto a fiori, impreziosito poi e reso ancora più bello dalle gemme, quindi dalla realizzazione delle gemme che lo adornano. In questa realizzazione io ci ho ritrovato quello che vi dicevo prima, la grazia, la raffinatezza, la compostezza di chi l'ha creata. Ecco, quindi questo mi ha richiamato ancora di più la memoria di Sandro Stella, uomo e iconografo. Poi vi volevo un attimo così fare il riassunto di alcune, non soffermarmi, perché c'è tutto questo oro, perché molti mi dicono a me le icone con tutto quell'oro mi sembra pesante, mi sembra... Allora anche quello fa parte del discorso della simbologia dei colori, perché anche l'oro è un colore. Nelle icone il significato dell'oro, vero Flavia, è la dimensione divina, quindi stiamo parlando di spiritualità, stiamo parlando di una religione, quindi ci deve essere, no, il divino, l'espressione massima del divino, e questa viene realizzata attraverso l'utilizzo dell'oro, di foglie d'oro. Lo possiamo trovare nelle aureole, in questi sfondi, chiamiamoli, tutti dorati, come per esempio in questo cristogramma, cioè i simboli sono delle lettere che vanno a comporre il nome di Cristo, oppure anche nel santo raffigurato in alto si vede benissimo questo grandissimo utilizzo dell'oro. Ecco, quindi questo, se tu magari vuoi aggiungere qualcosa sull'oro, perché veramente è importante, ecco, non è un voler, come dire, straffare, utilizzare troppo, ma ha proprio un significato anche lì molto forte, ecco. Questo. Poi anche per esempio i santi. Sandro l'ho conosciuto attraverso un'icona di un santo, un San Marco. San Marco. Essendo veneziano, sì, esatto. Non ce ne sono a Venezia. È il secondo che l'ha fatto. Però è il secondo che è andato in mostra, sì. Il primo è a San Marco. E poi ce l'avevano anche richiesto quando era alla festa di San Marco di portarlo a San Marco. Invece dopo sai come vanno le cose, quel patriarca è sempre bisogna mettersi d'accordo, è sempre pieno di impegni, di qua e così, insomma. Comunque l'ha fatto e l'ha portato in mostra, mi ricordo lì a Limana, a Belluno, ti ricordi? Sì. Ecco, è stato tanto ammirato perché si è fatto molto dono, molto grande, ha fatto dono di un San San Valentino, questo San Marco, sì, molto regale. E il vestito se l'ha costruito lui, fatto il disegno lui, i colori, tutto proprio, perché diceva San Marco come apostolo aveva un carattere molto molto così sono i santi, poi così scattava, era un po' insomma brusco, allora lui l'ha un po' fatto così con un'espressione un po' severa, ecco. Però insomma l'ha caratterizzato proprio sì, l'ha proprio caratterizzato, ecco, proprio nella sua persona com'era, ecco. Qui abbiamo invece un San Simeone, un bel San Simeone, è bello questo. Anche questo tutta trascendenza, tutta spiritualità, anche nel gioco dei colori c'è il blu in varie declinazioni,
poi col verde che indica il Santo Spirito, e poi, cosa molto bella, è il fatto che ci sia solo lui, cioè questa è proprio la centralità del santo. Di solito San Simeone lo troviamo soprattutto nelle tee del Cinquecento, rappresentato nella presentazione al Tempio, quindi accanto alla Sacra Famiglia. Qui è da solo, lui imponente, va bene, tiene in mano il piccolo Cristo, ma esatto, non lo può toccare. Richiama un po', giusto per rimanere in tema e in ambito veneto, il San Simeone di Giotto, alla Cappella degli Scrovegni. Chi è andato a visitarla si troverà proprio una scena dove c'è anche questo santo. Lì sì, ci sono anche altri personaggi raffigurati, però mi richiama appunto questa unicità, questa centralità del santo, perché è messo proprio in risalto ed evidenziato anche attraverso un'architettura, ok? C'è un disegno con un'architettura e questo mette proprio in primo piano, fa risaltare l'importanza del santo, come se fosse proprio lui il centro di tutta la rappresentazione. Poi che dire di queste opere? Si commentano da sola, vanno ammirate, vanno apprezzate perché è un grande valore. Sì, poi ognuno con la propria spiritualità, con la propria anima, col proprio sentimento, quindi io posso raccontare e dire quello che a me suscita, ma ognuno, così come nella pittura in generale, poi trova la corrispondenza, no? Gli amorosi sensi in letteratura con l'opera. Brava cara Barbara, ti ringrazio tantissimo perché è bello oggi davvero presentare e omaggiare il nostro grande maestro, ricordarlo con capolavori unici, con le icone sacre, ma omaggiarlo e continuare a promuoverlo anche. Parlare più spesso, diffondere affinché oltre il sacro, ma il nome, la sua fede e i suoi capolavori unici rimangono e restano sempre nella storia, nell'arte, ma anche nel contesto culturale, perché fare arte è anche cultura. E parlare del sacro è cultura, di tutto il patrimonio italiano, è un orgoglio veneto. Le sue opere sono esposte in diverse sedi permanenti su tutto il Veneto. E questo è importante da dire. E volevo anche aggiungere un'altra cosa, Elena, se mi permetti, alla morte, alla scomparsa di Sandro, che è avvenuta nel 2016, Flavia ha voluto portare avanti un progetto, un sogno, e si sta concretizzando, almeno sembra. E questo è un inizio, con queste edizioni è un inizio che noi ne facciamo. Ma poi anche di mantenere tutte queste opere, questo corpus, che non vadano disperse sul territorio. Se vuoi accennare qualcosa e poi ci salutiamo. Niente, io avevo pensato di non tenerle a casa, ma è bene che queste opere vengano divulgate, promosse, e conosciute e valorizzate e anche far conoscenza a questi giovani perché è un'arte che bisogna scoprirla dall'inizio come va, perché lui dipingeva coi pigmenti, con le terre, con l'uovo, tutto, e ultimamente era difficile anche trovare tutte queste terre, se le faceva lui, ma faceva tutto di più. E con questa mostra che io vorrei, insomma, farla a nome di mio marito, qui sto vicina anche le persone, i giovani, perché è un'arte, una cultura che bisogna che venga valorizzata e capita, e questo mi conforta molto, ecco, che sono arrivata a questi livelli. Quindi soltanto un inizio di un progetto molto vivace e realizzare, perché ho tanto cercato, ho fatto mostre anche da sola alla Cella, a Crepenedo, sono venute più di 500 persone,
Sì, per quello non sto Quindi ferma. è Sì, bello, sì. questo è bello. Sì, poi per mio marito, per quest'arte, proprio ho Ci hai messo il ho cuore, ci vissuto hai messo il assieme a cuore. Sandro e difatti prima di fare le icone c'è una preghiera, deve prima pregare, ce l'ho a casa questa preghiera. È nato non lontano da San Marco, quindi un Era, richiamo sì, anche all'arte, era vicino all'arte. vicino sì, all'arte, sì. vicino al Piaceva punto l'arte, più la focale musica. di Venezia, Sì, certo. del cuore di Venezia. Era un uomo che piaceva la musica, si era iscritto a una musica di flauti, suonava il flauto traverso e il flauto normale e l'insegnante le diceva: Sandro, io devo dirti una cosa, ma tu con tanti allievi che ho, dai ragazzini a persone che hanno una certa età, tu al primo impatto sai leggere la musica. È un dono di natura questo. Suonava che era. Poi avevo cominciato anch'io a suonare, ho imparato in un mese tutta la musica, ho cominciato a suona anche te, allora suonavo e era un po' severo nei miei riguardi quando sbagliavo, però una soddisfazione. Mi ricordo che una sera, finito la scuola, allora ho detto suona anche da sola, allora mi sono messa a suonare. Dice: guarda, ti ho sentito per le scale, vai bene, e continua. Dopo è mancato e ho messo tutto. Ma lui sempre resterà con noi, è il grande maestro Sandro Stella, resterà sempre con noi, con i suoi capolavori unici, con le sue icone sacre, con un bellissimo ricordo che ogni volta che guarderemo, osserviamo le sue icone, ci porterà al mistico, Sì, a ricordare della fede, la fede. a tenere viva la fede e la speranza, a tenere quella luce interiore sempre accesa. E speriamo che con questo incontro, un inizio di un lungo progetto che speriamo di fare ancora insieme, si parte proprio con la spiritualità, Grazie. un richiamo ad umiltà, alla bontà umana, ai valori. Speriamo che questi valori vivano nei giovani, in tutti i settori dell'arte, ma specialmente oggi con questo bellissimo incontro. Qui io ringrazio moltissimo Flavia, grazie di cuore, perché sei ringrazio voi che hai portato da noi questo messaggio sacro, che hai portato da noi questo patrimonio e li condividi con noi, con tutto il pubblico, condividi queste emozioni, questi sentimenti e questo intimo vissuto insieme al grande pittore e grande personaggio. Grazie a te, carissima Barbara, grazie perché credo che oggi, anche se hai iniziato dal 2018 a parlare delle sue opere, oggi abbiamo avuto l'onore anche di percepire l'avvicinamento che hai con questa famiglia, e quindi è un'amicizia anche molto lunga che credo che ancora per anni se ne sentirà parlare. Sei molto vicina al pittore, alla famiglia del pittore, e questo è che ti porta proprio a tenere al cuore anche questi oggetti particolari. Diciamo che lo considero un caro amico, purtroppo è mancato presto, non siamo stati molti anni insieme, ma lo omaggiamo sempre, facciamo un omaggio ogni volta, ogni tanto. Adesso con un discorso, un domani facciamo una piccola mostra dove parliamo un altro più profondo, una tematica più approfondita, quindi possiamo fare veramente tante belle cose, perché si merita parlare e omaggiare quelle persone che hanno dedicato tutta la vita all'arte. Dopo tutto questo aver sentito oggi dalla critica d'arte Barbara Bortot, dalle parole della moglie di Sandro Stella e dalle parole di Flavia Zanaro, possiamo fare un bellissimo riassunto. Indipendente dalla vita che si vive giorno per giorno, indipendente dalla famiglia e il lavoro nel sociale,
Quando un pittore, un artista, un poeta, un scrittore, un musicista riesce a esprimere anche l'arte sacra, a ricordarsi della spiritualità, della preghiera e della fede, la vita prende luce. Un'atmosfera di pace e di equilibrio, un'atmosfera di trasmettere emozioni e sentimenti, un'atmosfera che trasmette anche il benessere. Sia che questi attimi, momenti vissuti insieme e questo video vi possa trasmettere tutto il benessere possibile, tutta la positività possibile, affinché siano tutti in pace, lunga salute e ogni bene. Restate sempre con noi alla Dan Benestar Gallery alle prossime 9 edizioni. Grazie.